sì, ebbene sì. Ah no? Finalmente posso camminare senza stampelle e vai! Sono stato al controllo a 2 mesi dall'intervento a Milano dal chirurgo e mi ha detto che il recupero sta procedendo bene secondo lui, anche se io sento qualche dolorino, lo ammetto. Mi ha dato l'ok inoltre per il go-kart e voi siete contenti? Grinta! A manetta, dai che andiamo! Avete sentito, quindi sì, posso ritornare a correre in go-kart. Quindi l'ok me l'ha dato il chirurgo che mi ha operato di Milano. E oggi, domenica 23 maggio 2021, mi aspetta il quarto GP del quinto campionato Amici del Kart Triveneto. L'organizzatore del campionato, Marco Brigato, mi ha invitato a recarmi a Chioggia Kart. Ho accettato l'invito. Partirò dalla batteria bronzo 3. Perché in bronzo 3? A parte che non sono il Senna Schumacher sceso in terra. Comunque, sono una new entry perché il primo GP non ho trovato posto. Il secondo GP avevo una caviglia che avete visto, vi lascio qua in alto a destra il video. E quindi si parte da oggi, no? Parte la mia avventura nel quinto campionato degli Amici Kart Triveneto, proprio da Chioggia Kart. Spero di andare ad abbattere il muro dei 41 e andare sui 40 secondi. Dato che è domenica e sono credente, andiamo a messa prima del GP. Tra l'altro, come vedete, messa all'aperto appunto per evitare assembramenti. Siccome devo risparmiare le energie per dopo, mi metto all'ombra perché tra qualche ora inizia il GP. Messa è finita, mi abbasso un attimo la mascherina, tanto sono da solo. Ma parlando di minutaggio, che minutaggio sarà? 10 minuti di qualifica e 18 minuti di gara. Io avrei preferito fare anche meno, da 10 minuti a 8 minuti di qualifica. Facendo un esempio, 45 secondi a giro, arrotondiamo per difetto, ok? In 8 minuti verrebbero fuori 10 giri. E piuttosto di 18 minuti di gara avrei preferito 20 minuti di gara. Ma da Campagnola dobbiamo spostarci verso est. Iniziano ad esserci un po' di nuvole. Ieri avevo guardato il meteo e segnava pioggia, quindi avevo già pensato il mio primo gran premio con l'acqua, chissà che traiettorie dovrò fare. Quindi stanotte ho dormito con un po' di pensieri, ma oggi è una giornata di sole, come state vedendo. Speriamo che il sole ci sia anche al pomeriggio, che non piova, perché voglio fare una bella gara. A dopo. Pronti, cambiati, qualche nuvola sta arrivando, vi faccio vedere. Vai, incrociamo le dita. Quindi vedrete due video, un video delle qualifiche da 10 minuti e l'altro video della gara. Ragazzi, eccoci, eccola. I primi kart stanno già girando. Chioggia Kart, sì! E voilà! Ve l'avevo detto, pista a me cara, Chioggia Kart. Dopo l'aggiornamento del 2020 che prevede curva Achille, come vedete, oggi spero si possa correre con curva Achille. Oggi, a differenza dell'altro video che vi lascio qui in alto a destra, a Jesolo, la mia batteria e le batterie gold, argento e bronzo non si faranno tutte qualifiche e poi si aspetteranno le gare. Quindi ogni batteria farà la qualifica e poi partirà la gara, a differenza di Jesolo, di pista azzurra. Chioggia Kart presenta 14 curve con una larghezza di careggiata di 6,5 metri e una lunghezza del circuito di ben 600 metri, con l'aggiornamento di curva Achille anche più di 600 metri. Quindi ci sarà tanto da divertirsi. Il divertimento sarà tantissimo, anche perché abbiamo una resina speciale, se vi ricordate dai miei video. Quindi dai che andiamo e a dopo.
Ario qua, chi che mi evita. Che gara sarà oggi? Bestiale, batterie 105 piloti previsti. 105. E batterie tutte molto equilibrate. Tutte equilibrate, bronzo 3. Odio questo ragazzo qua. Addirittura. Bella Marco. Allora, dove no, campionato del campionato? Sì, quest'anno sì. Allora, pescami. Ok. Vai. Farina. Bronzo 2. Quindi mi devo fidare di Marco. Sì, ed è tutto bene. Allora, hanno fatto l'estrazione, avete visto, per le batterie bronzo 3, bronzo 2, bronzo 1 per evitare polemiche. Sono risultato in bronzo 2, quindi devo aspettare la gara di bronzo 3 e dopo toccherà a noi. Intanto stanno già gommando la pista ed è una buona cosa. Eccoli all'opera. Anche per loro, quindi 10 minuti di qualifica, 18 minuti di gara, tutto in un blocco, quindi non aspetteremo le loro qualifiche dopo le nostre qualifiche e le altre qualifiche della argento e oro, ma direttamente qualifica e gara attaccata, tutto ad un fiato. Ok, gara bronzo 3 finita, ora bronzo 2 qualifiche e dai che andiamo. Speriamo bene di non farci male, questo è l'obiettivo che conta. Ecco il briefing, c'è Nicola Baldan che sta parlando. Carta numero 5. Ed è un buon giorno qui in questa primavera, domenica 23 maggio 2021, quinto campionato Amici del Kart Triveneto GP4, Chioggia Kart, Brondolo, provincia di Venezia, Bassa Veneziana, dei kart 4 tempi CRG, indomabili, difficili da tenere. Si daranno battaglia questi 13 piloti per la batteria bronzo 2. Johnny 3, Manuel Cosimo Muglia. Novità di questo 2021, doppia camera sistemata sul casco, GoPro Hero 7 che vedete in questo momento, parte posteriore, e GoPro Hero 8 Black nella parte anteriore a documentare tutto, a riprendere ogni curva, ogni singolo dettaglio, ogni minima emozione. Eccolo che scende in pista per aggiudicarsi la migliore posizione per poi prendere il via a 18 minuti di gara. Intanto sono 10 minuti per qualificarsi al meglio, per prendere il miglior tempo possibile, per lottare contro il nemico numero 1 di ogni pilota, il nemico numero 1 di ogni atleta, il cronometro. Giro 3 di qualifica. In questo momento andiamo a vedere che le nuvole filtrano i raggi del sole, non c'è una temperatura eccessiva, siamo intorno ai 25 gradi, 26, e i kart possono rendere al meglio. Si corre con variante bassa, si corre in modalità curva Achille e andiamo a vedere in questo momento curva per curva, chiamandole per nome. Chioggia Kart, signori, con curva Achille, novità del 2020, video proposto anche da Johnny 3. Si va giù tutto verso curva Ferrovia, a costeggiare la ferrovia della Vacca Mora. Poi Cavanella, Canal di Valle, giù tutto per Vecchia Romea, curva 5. Poi ancora a sinistra, Brondolo, cambio di direzione subito verso Calino, Isola Verde sulla sinistra. E poi Valli, ancora a destra, cambio di direzione, variante bassa con lo Stuart posizionato per sventolare barriere e aggiornamenti, staccatona verso curva 11, il tornantino, e poi Vigo alla curva numero 12, 42.026, questo quinto giro di qualifica. Quarto giro di qualifica concluso in 42.026, quinto giro di qualifica con Johnny 3 che corregge leggermente, minuziosamente, perché ha un kart davanti che magari può indurlo all'errore. Vediamo, per ora si sta avvicinando, curva 7, Calino, e sono
fianco a fianco, non c'è nessuno ruota a ruota per fortuna, nessun contatto, bandiera blu sventolata subito, anche potenza di riflessi da parte degli steward. Eccolo Johnny 3 con curva 12, Vigo posizionato alla fettuccina che segna subito un 42,176 per il quinto giro di qualifica. Questi 10 minuti che possono anche volare, possono essere pochi se in pista si trova traffico e non si riesce a sviluppare un tempo valido, un giro buono. Siamo a 23 secondi in uscita da Calino verso Isola Verde, staccata giù verso curva 9, curva Valli. Eccolo lo steward posizionato verso la variante bassa, si accelera giù tutto, staccatona, curva 11 Tornantino e poi 12 Vigo. Si va sulla fettuccia d'arrivo che segna un 41,675, giro 6 concluso, giro 7 ci si lascia il pubblico alle spalle, ci si lascia il bar alle spalle di Chioggia Carta. Eccolo anche qui su curva Cavanella, curva 3 del circuito Chioggiotto, anche lì uno steward sistemato pronto a sventolare qualsiasi colore di bandiera, qualsiasi aggiornamento. Ecco il curvone abbastanza ampio di raggio, curva Calino, curva numero 7, cambio di direzione. Eccolo il gommone, la gomma posizionata sui cordoli giallo e nero. Tutto veloce in questa pista di 620 metri con molte curve, molto emozionante, e una resina speciale dove i piloti possono concedersi il lusso di tenere un po' più del dovuto rispetto alle altre piste il piede giù, perché il kart difficilmente si scolla da quella che è la traiettoria imposta dal pilota, e quindi bene, e più emozioni in curva da parte dei piloti. Giro numero 8 di questa qualifica, di questo GP4 del quinto campionato Amici del Kart Triveneto. Prossima tappa in quel di Lignano in Friuli, ma concentriamoci qui, siamo qui con Johnny 3 che sbaglia però alla curva 11, il tornantino arriva un po' troppo lungo, infatti il tempo la fa da padrone, il tempo, la sentenza 42,219, infatti perde 2 decimi di secondo rispetto al giro precedente. Eccolo molto bene, punto di corda, esce, cambia di direzione verso Canal di Valle, intravede già un altro kart davanti a sé. Siamo al giro 9 di qualifica, siamo sui 13 giri, quindi mancano 4 giri, 4 opportunità per far bene, 4 opzioni. Johnny 3, vediamo se sceglierà un'opzione valida per aggiudicarsi il tempo che vale, un buon tempo per posizionarsi almeno a metà griglia. Eccolo in questo momento, attenzione, richiama l'attenzione dello steward, stacca, la mano è anche pericolosa perché lì si fa tutto giù in pieno, i migliori la fanno in pieno, curva Achille, curva 1, ma non viene sventolata bandiera blu da parte del commissario di gara, ancora seconda volta in un giro che stacca la mano. Eccolo che corregge, infatti magari un po' di nervosismo in questo giro. Johnny 3 va a richiamare l'attenzione dello steward, vediamo che qui siamo in variante bassa, un altro steward infatti chiede, vedete col movimento della mano simula un sventolio di bandiera, siamo alla staccatona, che c'è un kart anche dietro Johnny 3, qui la situazione si fa un po' preoccupante, un po' da analizzare. C'è ma è già attaccato il numero 6, si tratta di Nick, vediamo già l'opportunità, difatti eccolo che subisce un sorpasso, ha subito anche un tocco, però dai, facciamo finta di niente, the show must go on, come direbbe il buon Freddie Mercury. Giro numero 11, 24 secondi, the show must go on, direbbe sì Freddie Mercury. 29-30 secondi qui in variante bassa, all'entrata si esce subito, curva a destra della variante bassa, giù tutto il piede sul gas, vedete traiettorie diverse rispetto a Nick e rispetto a Johnny 3, sono due traiettorie diverse. Se Johnny 3 usa un po' di furbizia può anche vedere i trucchi del mestiere, i trucchi delle traiettorie vincenti. 43-201 intanto l'11° giro di qualifica in quel di Chioggia Kart, in quel della batteria Bronzo 2. Johnny 3 in questo momento può effettuare un giro buono, attenzione che se non fa errori possiamo andare sotto il 42, perché deve vedere le traiettorie, quelle buone, quelle positive, quelle utili per andare a
risparmiare le lancette, risparmiare i giri di orologio per fare un giro buono. Intanto staccatona, siamo quasi al termine di questo giro. Sì, sta leggermente in traiettoria, eccolo, può sfruttare giù tutto. 41.598 ed è un buon tempo, è il miglior tempo intanto per Johnny 3. Vediamo se in questo giro ma c'è del traffico e come non detto siamo già a Cavanella e c'è del traffico, non riesce a sfruttare bene il cambio di direzione perché c'è del traffico. Infatti vedete, per non toccare tocca frenare, però qui in Brondolo in curva numero 6 riesce a far bene. Già in 8 ha già 2 carte davanti, un casco giallo con tuta blu. Siamo alla variante, vediamo, il commissario non sventola nessuna bandiera e Johnny 3 dovrà arrangiarsi, quindi sempre ovviamente nei limiti col fair play del possibile. Eccoli, 3 carte uno dietro l'altro, ce n'è un altro davanti. Qualifiche finite 42.249 intanto per la cronaca, qualifiche finite 10 minuti in quel di Chioggia Kart conclusi, e poi tra poco inizieranno 18 minuti di fuoco con questi CRG, 4 tempi che richiedono molta forza, molta prestanza e molto allenamento da parte di questi 13 piloti, 12 e Johnny 3 tra loro. Qualifiche finite, andiamo a vedere gli steward, i commissari di gara, che posizioni, a chi daranno le posizioni. Si partirà dal primo per poi arrivare fino all'ultimo. Bandiere rosse, ecco, posizione numero 1 Nick, rotto 2, 3, 4, 5, 6 e 7, assegnata a Johnny 3 in questo momento la tabella, la posizione numero 7. Presumibilmente si partirà all'interno di curva 1, curva Achille, con il pubblico a sinistra, con il bar a sinistra. Ci sarebbero bene delle tribune lì per vedere tutto bene. Infatti confermiamo traiettoria interna, eccolo, scarpette verdi e poi via. Sì, è stata una qualifica tanto difficile, ma soprattutto dal punto di vista atletico. Allora, finiti i 10 minuti di qualifica, posizionato davanti ai Marshall, agli steward insomma, sentivo il sudore calare e non mi era mai successo dentro un casco integrale. Mai, neanche d'estate in motorino con gli amici, mai successo. Questo vuol dire che ho dato il massimo perché i CRG come kart a 4 tempi sono molto impegnativi, soprattutto dal punto di vista muscolare. Nell'avambraccio vedevo i muscoli gonfi e questo è segno che ho lavorato. E per tutti quelli che pensano al motorsport, guidare una macchina, guidare un kart, una moto non è uno sport, no. Soprattutto più avanti si va con le categorie, più le cilindrate sono più pesanti, più il pilota anche lì fa la differenza. Mi sono divertito tanto, vi dico già che ho raggiunto il picco di V2 Max in quel di Chioggia Kart con la domenica 23 maggio 2021, è un fattore allenante. Infatti lì non ero allenato perché era la mia prima volta in go-kart e la mia prima volta dove il mio fisico era sotto stress. Ho girato, vi dico già, a Lignano Kart Circuit in Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine, e lì c'erano go-kart Sodi 390 cc, non 270, e kart diversi, non estenuanti come i CRG, però diciamo che lì ho corso anche a piedi, apro e chiudo parentesi, ho nuotato, sono andato via in bici, quindi attività aerobica ne ho fatta abbastanza, anche lavori di forza e soprattutto per allenare le braccia, e quindi ho risposto di più al kart che sembrava un cavallo imbizzarrito in quel di Chioggia. Vi dico già che se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, ma non per questo video, per il video che verrà, ovvero quello della gara, perché ragazzi vi dico già, anche lì ci sono state sportellate e non le ho date, le ho subite. Vi invito a iscrivervi al canale in modo da non perdere nessuno dei video e poter portare in futuro nuovi contenuti sia sul ciclismo che sul motorsport. Iscrivetevi inoltre al mio canale Telegram, un'app di messaggistica stile WhatsApp che permette anche la creazione di canali. Trovate quindi il mio, cioè da qualche stagione. Infine vi devo anche chiedere scusa se per un mese sono stato assente dalla piattaforma rossa, perché ho avuto periodi intensi di lavoro, altri progetti che vedrete in futuro, vi racconterò, e però sono qui. YouTube ci sono. Da Manuel Cosimo Muglia per gli amici Johnny 3, dai che andemo forever, e ci vediamo al prossimo video, ciao!